Salve a tutte, ben trovate a questa seconda puntata della trasmissione dedicata al rifugio Antelao. La volta passata si sono presentati, questo è Nicola, mi sono Federica, Silvia e questa è la piccola Danira. Vi avevamo parlato la volta passata di come che è la nostra vita in rifugio, che facciamo e quali dei tanti problemi che avevamo a gestire un posto così. I problemi in fondo è chi di tutti i rifugi di montagna legati al territorio e al tipo di vita che si fa e del turismo che su. Problemi legati alla mancanza di coesione che è il problema più grosso. Lavoriamo tutti con la nostra testa e con il nostro campanile, ma non penso di mettersi insieme per fare qualcosa di meglio e di più importante. Avevo sicuramente lo svantaggio di avere i vicini di casa che è più forti, più importanti, più conoscesti di noi, però dove sono mettersi insieme e cercare di superare questo periodo che anche economicamente è difficile e per cercare di far conoscere di più la nostra zona che merita perché è turisticamente sempre stata poco valorizzata e questo ha portato a che la sia ancora incontaminata. Il rifugio Antelao è un buon punto per partire e non c'è nessuno per al manco 4-5 ore, solo bestie e fiori e crepe e pra. E questo in tutto il Cadore. Se si pensa che al cuore dell'alta provincia di Belun è fatto da 3 montagne, l'Antelao, le Marmarole e il Sorapis, e a guardarle dall'alto le come un grande cuore, con solo strade d'intorno e niente in telmedo. E la possibilità che avevano di sviluppare turisticamente questa zona bellissima e incontaminata è tantissime. Bisogna però mettersi tutti insieme e darsi da fare. Passa tanta gente come clientela, passa gente che ha appunto amore per la natura, amore per le nostre zone, che può essere anche gente che non sta qua in Cadore ma sta anche a Milano e che capisce le problematiche, che capisce chi va ben tutto, chi va bene una pasta asciutta, come chi può di ben gnocchetti, come può di bene un campanin, come che c'è gente che non si rende conto che non sta a Treviso oppure non sta a Padova, ma e di fatto ti domanda che le robe, ti domanda se avevano dei gelati, se avevano dei francesi, un'altra mi ha domandato se avevano dei pommes frites e jambon, sì che è una roba fuori del normale, insomma che propongono da mangiare, che è gente che domanda di poter lasciare le squazze, magari gli state a mangiare su palevare, è gente che vuoi sentarsi a tutti i costi a mangiarsi i suoi panini e magari porta via il posto a gente che invece non mangia qua.
si passa dentro proprio che non si rende neanche conto appunto delle problematiche che può essere che in rifugio, crede di essere in paese, crede di essere in città e i domanda che le robe, penso un altro che vuole un caffè shakerato, ma che le robe proprio che fa anche da ridere la gente che passa, insomma, dei clienti fisici che sente queste robe, ridono delle serate intere su queste robe qua. Al di là di tutto, i problemi più grossi che vedo noi a stacca sui montagne, a gestire sto rifugio e due. Il primo riguarda l'affitto che avevamo da pagare. Come diceva Nicola prima, noi paghiamo 1000 euro al mese per tutto l'anno, quindi 12.000 euro di affitto. È tanto, è veramente tanti skate. Non si rende neanche conto di quanto difficile sia che su, con la poca gente che si vede, tira su chi skate ogni mese. E il secondo problema che noi vediamo è la mancanza, la poca organizzazione della pubblicità che può far conoscere questo territorio alla gente, che poi viene qua e consuma qua e vive una settimana piuttosto che 2 giorni. Tutto il territorio del Cadore, ma credo tutta la provincia di Belluno, avrebbe bisogno di essere più valorizzata anche da questo punto di vista. Cioè avrei bisogno che si facesse più un lavoro di marketing che noi, internazionale, perché anche con l'ultimo riconoscimento dell'UNESCO come patrimonio dell'umanità di questo territorio, la conoscenza di questo territorio da parte di tutto il mondo è là che la ne spietta. Bisogna solo sapere sfruttare il momento e a livello provinciale essere più forti da questo punto di vista e allearsi piuttosto che farsi la guerra anche con i vicini che ha di più di noi. Al di là delle difficoltà che si ha a gestire un rifugio, si ha anche delle grandi soddisfazioni e delle grandi emozioni. Tipo la buon'ora, vedo la finestra come che mi desedo, vedo l'antelao tutto rosa e i panoramica cambia colori di ora in ora. Il rifugio Antelao è una base d'appoggio per diverse mete di escursioni. Quello che mi penso adesso si può dire al ghiacciaio dell'Antelao, passando per la Val dell'Antelao, che è una delle valli più contaminate che sia in zona. Si può dire l'anticima dell'Antelao, cioè la cima Fanton. Vi ricordo che l'Antelao è la seconda montagna più alta delle Dolomiti, è alta 3263 metri. Da qua si può dire anche ai Ciampestrin, che è una zona sottostante il massiccio dell'Antelao, dove si ammira il nevaio. Si può dire fare il sentiero glaciologico che sta tutto sotto praticamente al giro alle pendici dell'Antelao, da dove si può ammirare appunto il ghiacciaio, perché si chiama sentiero glaciologico. Questa zona è anche piena di fauna, di ciamorze, carioi, cervi, sotto i ciampestrini si può chattare le marmotte. Il rifugio Antelao ha una bellissima sala da pranzo e una grande e bella terrazza sul davanti che guarda tutta la valle. Sora, al piano di sopra, con 2 camere da letto, una con 10 e una con 14 posti. Sono verti tutta l'estate, dall'ultimo fine settimana di maggio fino a più o meno metà ottobre, dipende quanto gli lega. Dopo verdon tutte le domeniche di bel tempo e sotto le feste di Natale dal 26 di dicembre fino al 6 di gennaio. Durante l'inverno si può ruare a Rifugio Antelao salendo da Pozzale sulla strada del Monte Tranego, che gli è in battesta con la motoslitta e quindi è facile e bella. E le anche la pista che si dora verso febbraio per la gara di sci d'alpinismo. La prima volta l'avevamo organizzata l'anno passato, la Ski Crono Tiziano. Sia d'estate che d'inverno
Noi facciamo tanta attenzione a quel che portiamo sul piatto in tola da mangiare, perché trattiamo con molta cura tutto quel che riguarda la nostra cucina. I prodotti che doron in cucina e gli indotti dall'azienda agricola di Meffardel sono i prodotti di alta qualità, le nostre specialità, il tagliere con i formei e gli affettati misti, dei primi potesse i casonzieri con la pasta fresca fatta in casa e sciopettin, i gnocchi di puina fresca con l'onto e la puina infumeata e l'orzotto con i funghi e la zuccia e come secondi sempre carni nostre, facciamo il goulash con la polenta, le luganeghe e i formei misto capra che non c'è da nessun'altra parte, sempre alla piastra. Come dolci abbiamo sempre le torte fatte in casa, abbiamo la torta de puina con misto ciaura, la torta de pomme, a strudel, i semifreddi e tanti altri dolci. Così vi abbiamo raccontato come che è la vita rifugiante là e tutto quel che sta d'intorno. Vi ringrazio dell'attenzione e vi aspetto numerosi. Grazie, ciao. Ciao da rifugio.